la dea madre per eccellenza degli Yoruba, ossia la tradizione afro-caraibica. È colei che crea, è madre della vita e governa le acque degli oceani, dei mari e dei fiumi che conducono al mare. È una dea molto amorevole e compassionevole e da lei nasce l'amore che insegna a tutti gli Orisha. È materna, è molto protettiva e tiene profondamente a tutti i suoi figli, che conforta e allegra dalla tristezza e dal dolore. È indomabile e astuta e se si arrabbia può diventare violenta, come la furia del mare. Normalmente comunque è allegra ed amante della buona compagnia. Spesso rappresentata come una bella donna che indossa una lunga veste a 7 veli, con serpentine di colore blu e bianchi, come le spumeggianti onde del mare. Generalmente tiene un ventaglio in oro e madreperla, adornato con perline e conchiglie, e indossa una splendida collana di cristalli azzurri come il padre. Le sue pietre sono l'acquamarina e tutti i cristalli del colore del mare. Oltre alle perle, i coralli e la pietra di luna e tutti i cristalli dell'elemento acqua. Yemayà si annuncia danzando con una risata fragorosa e poi gira come le onde o i movimenti dell'oceano. A volte leva, mentre altre volte sembra che nuoti, ma sempre inizia piano piano per aumentare l'intensità del ritmo, proprio come le onde che da dolci si fanno minacciose. Performance di Afro, quindi con Ania, un applauso alla sua ballerina, il suo nome?
Ania e? Sì. Ladies and gentlemen. Ah, ladies, applauso, applauso, Ania e ladies, quindi un altro applauso. E allora, quindi ma facete la cosa più forte ancora, più forte, più forte.